Cioè, ho scritto una lettera a Vincenzo Bambino, diciamo, al Vincenzo tifoso del Napoli degli anni 2000, piccolino, case breve, che mai detto. Quindi questa lettera a me stesso, se si potesse avere un'atmosfera, grazie, perfetta così. Nega. Che sei, signor? Nega. Ci stanno solo. Allora, eBay. Cattiamo con Amazon. Allora, no. Lettera a me, sono fatta così. Caro Vincenzo, ora sei solo un bambino che tifa Napoli con la sua magliettina scambiata di Calaiò e si chiede: riusciremo a vincere? Vedrò mai uno scudetto del Napoli anche io? Ma soprattutto, quanti soldi spende Eddie Reia in gomme da masticare? I tuoi miti sono Hamsik, Lavezzi e Cavani. Ti affezionerai a tanti altri calciatori, Koulibaly, Mertens, Caillon, e quando nell'agosto 2022 alcuni di questi campioni verranno venduti, tu penserai: no, che delusione, basta, quasi quasi da quest'anno non tifo più Napoli. Mandino in mano, lascia stare. Ora sei un bambino con i tuoi sogni, inseguili sempre, non ascoltare nessuno. I tuoi genitori ti diranno che sei troppo fissato con i cartoni animati, che non può esistere un eroe mascherato capace di volare. Non ne pensare, bravo. A scuola studia, fai bravo, ogni materia è importante, la geografia ti insegnerà che in ogni paese del mondo c'è qualcosa di buono, pure quelli lontani, poco conosciuti, come la Georgia, ti diranno non c'è sta niente buono, non ne pensare. La matematica e la fisica ti insegneranno che tutto è relativo, un segno meno si può trasformare in un segno più, ti diranno la matematica non è un'opinione, non ne pensare. Da più 15 a meno 15 è un attimo, ed è una soddisfazione. La filosofia... Grazie. La filosofia ti insegnerà che tutto scorre, cogito ergo sum, carpe diem, non ne pensare. La vera massima filosofica la imparerai tra qualche anno. Non è nelle stelle che è conservato il nostro destino, ma in noi stessi, uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada. Come tutti i bambini sogni di fare il calciatore, ma quando giochi a pallone i tuoi amici ti sfottono, dicono sei scarso, che fai ridere. Non ne pensare. Un giorno, caro Vincenzo, verrai convocato dal Napoli Calcio per andare in ritiro a Di Maro. Come calciatore? No, proprio perché fai ridere. Ma questa è un'altra storia. Forza Napoli sempre!